Cari telespettatori, rieccoci insieme nello spazio dello SPI-CGIL del Veneto per una puntata speciale. E lo capirete, lo vedrete, la dovete seguire perché è anche un momento di ricordo, ma un momento che anche richiede una grande presenza e attualità perché si sta concretizzando dopo tanto tempo un progetto importante. Parleremo dal e del capannone del petrolchimico di zona Marghera, lo faremo con i nostri interlocutori che adesso intanto vi presento. Qui in studio ci supporta Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo dello SPI-CGIL del Veneto. Ben ritornato segretario, grazie di essere qui con noi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Che ha stimolato anche questo tipo di trasmissione, tra l'altro bisogna riconoscere, e poi saremo collegati con Daniele Tronco, segretario generale SPI-CGIL Metropolitano di Venezia, direttamente dalla sede con il bellissimo fondale che ci racconterà del capannone del petrolchimico. Grazie segretario di essere qui con noi. Grazie a voi. Darà poi la parola a Nadi Pettenò, segretario ex delegato Filcea-Filtem, segretario della Lega dello SPI di Zellarino, a Franco Baldan, ex dirigente Filctem e Filcea, sempre dei chimici al tempo, ma adesso dello SPI, e poi con Camuccio Davide, segretario provinciale della Filctem. Quindi avremo anche diversi interlocutori che si daranno cambio sempre dalle sedi del capannone del petrolchimico. Allora, una puntata particolarmente significativa, si parla proprio questi giorni nell'area del veneziano di questa destinazione d'uso che è tanto controbattuta, però di fatto finalmente questo capannone che ha fatto la storia anche della zona del petrolchimico può essere aperto al pubblico da un po' di tempo, insomma questa non è data ufficiale, un mesetto circa. Ci racconti un attimo lei segretario, cosa è successo, un po' di cronistoria. Ma indubbiamente poi gli interlocutori che ci sono direttamente al capannone potranno essere più puntuali e precisi di me. Non è la questione che il capannone può essere aperto al pubblico. Il capannone del petrolchimico è un luogo storico per quanto riguarda la classe operaia e i lavoratori di Porto Marghera. È un capannone ancora attuale perché continuamente si fanno assemblee sindacali ed è un luogo carico di storia, perché la storia non è fatto solo di testimonianze o di libri di ricerca scientifica, è fatto anche di luoghi, e il capannone del petrolchimico è un luogo per eccellenza, è un luogo storico, come dicevo. Lì sono passati, ha visto personalità di assoluto rilievo. Nell'80 era presente al capannone del petrolchimico l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione dell'omicidio di Gori, che era il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera, ucciso dalle Brigate Rosse prima di Tagliercio. Ha partecipato Enrico Berlinguer, poi ci sarà, presumo racconteranno loro, un episodio legato a un quadro lì esposto, è passato Prodi, insomma sono passati, hanno partecipato tutte le personalità di rilievo del nostro paese. Oltre ovviamente lì si sono svolti i congressi di tutti i partiti della sinistra, della CGIL e di altre organizzazioni sindacali. Quindi noi rivendichiamo il fatto che il capannone del petrolchimico non deve, come dire, diventare un luogo, un centro culturale così generico, ma la sua destinazione deve rimanere in capo al mondo del lavoro e quindi alle organizzazioni sindacali. Ricordo che nei giorni scorsi anche Massimo Cacciari, si è pronunciato al riguardo, che conosce bene il petrolchimico perché magari da giovane partecipava alle iniziative, ai volantinaggi davanti alle portinerie del petrolchimico, ha ribadito il fatto che il capannone deve rimanere un luogo destinato ai lavoratori e
e quindi alle organizzazioni sindacali. È un luogo della democrazia, perché lì attraverso discussioni insomma, importanti la democrazia è cresciuta anche nel nostro paese, e ricordiamo, poi vi faranno vedere senz'altro un striscione estremamente significativo, insomma, il ruolo svolto da quei lavoratori contro gli assassini delle Brigate Rosse è stato assolutamente di rilievo. Vedrete uno striscione assolutamente importante ed estremamente significativo. Chiudo dicendo questo si inserisce in una più ampia strategia da parte dell'ENI, senz'altro il segretario della Filcom Camuccio sarà più preciso. L'ENI vuole chiudere il cracking di del petrolchimico, e questo comporta una situazione estremamente difficile per tutta la chimica in Italia, e in particolar modo anche per i siti produttivi di Ferrara, Ravenna e Mantova, perché la produzione che si fa nel cracking del petrolchimico produce prodotti che poi vengono ulteriormente lavorati da parte di questi 3 siti produttivi. Quindi è una situazione estremamente complessa. Il fatto che chiusura del cracking, la vendita al comune senza interpellare le organizzazioni sindacali, appunto la vendita del capannone al comune di Venezia, sono chiari segni di disimpegno che noi vogliamo contrastare. È per questa ragione, insomma, che ormai da più di 15 giorni, insomma sono quasi 3 settimane, c'è un presidio, vero? Che c'è un presidio 24 ore su 24, e certamente noi vogliamo continuare finché non ci sarà un incontro e ottenere risultati significativi. Allora, adesso diamo la parola appunto a chi è lì al capannone, che si trova tra l'altro tra via Bottenigo e via Fratelli Bandiera a Marghera. Daniele Tronco, segretario. Innanzitutto, cosa c'è alle sue spalle? È un dipinto, perché ricordiamolo ai nostri telespettatori, poi lo vedremo anche dalle foto, ci sono tantissime opere d'arte, dei bellissimi dipinti, delle opere, delle sculture straordinarie, che però aiutano anche a ripercorrere un periodo storico, e ci sono delle testimonianze significative. Alle sue spalle che cosa c'è in modo particolare? Sì, diciamo che questo è il luogo storico del movimento operaio a Porto Marghera. Ovviamente nel corso degli anni in questo posto c'è stata una vera e propria, ha attraversato la storia del movimento operaio. Molti artisti sono passati in questo luogo, e se si dà un'occhiata, adesso casomai chiedo a Enrico di mostrarvi un po' una panoramica della situazione che c'è dentro questo luogo. Abbiamo una serie di quadri, di opere appunto realizzate, e qui abbiamo un pittore famoso, uno scultore famoso, Basaglia, che diciamo che ha realizzato un'opera apposta per questo luogo. Abbiamo striscioni storici del movimento sindacale veneziano, soprattutto della lotta che i chimici in questa realtà hanno fatto nel corso del tempo, soprattutto nel periodo delle Brigate Rosse. Qui c'è stato uno scontro molto duro, molto pesante, e gli operai di questo posto hanno reagito con una mobilitazione, ed è testimoniata anche da molti striscioni che sono esposti in questo luogo. Diciamo che noi vorremmo preservare questa identità, che è un'identità soprattutto sindacale, ma del movimento anche politico-culturale della città di Venezia. Quindi siamo molto preoccupati che questo patrimonio andasse disperso. Noi qui abbiamo
come ha ricordato lei prima, abbiamo il segretario del sindacato appunto del settore dell'energia della Filctem di Venezia, e che vorrei chiamarlo subito a dire la sua, perché in realtà questa è la casa di questo settore, insomma. E diciamo che nella decisione di fare questo presidio per contrastare un disegno di smobilitazione fatto dal Comune, insomma, c'è un ruolo anche molto attivo di tutta la CGIL, ma in modo particolare del sindacato del settore, insomma. Quindi Camuccio, io gli darei la parola. Allora, lei intanto passa la parola al segretario. Io torno in studio con invece Fulvio D'Azio. Mi sembra, se non erro, dal 12 maggio i sindacati CGIL, ma anche la UIL, se non erro, sì, stanno anche, facendo presidio. Sì. Meno la UIL, però insomma il grosso del presidio. Beh, anche la rappresentatività insomma, del territorio era della CGIL. L'impegno maggiore lo sta mettendo indubbiamente la categoria dei chimici della CGIL di Venezia. Perché il Comune ha detto gestitevela in qualche modo. No. No, cosa ha detto il Comune? Perché io ho letto l'articolo ma volevo che lei ce lo dicesse. Il Comune ha acquistato, ha fatto un accordo con l'ENI dove acquista, l'ENI vende al Comune il capannone e il Comune, oltre ad acquistarlo per una cifra assolutamente irrisoria, si impegna a fare degli investimenti per ristrutturare il capannone. Quello che non è assolutamente chiaro è la destinazione d'uso. E quindi cosa si deve fare poi di questo? No, noi l'abbiamo già detto, insomma. Primo, siamo stati nettamente contrari e lo ribadiamo il fatto che non siamo stati chiamati al tavolo, proprio per il valore emblematico, anche identitario di quel luogo. Secondo, il fatto che l'abbia venduto al Comune ci può anche stare. Quello che non accettiamo è il fatto che quel luogo possa diventare in maniera così assolutamente approssimativa o indistinta un centro culturale assolutamente generico o un'altra destinazione che al momento non è dato da sapere. No, anche perché poi ecco, io volevo, e quindi ecco, noi riteniamo che quel luogo deve rimanere in capo ai lavoratori, è un luogo identitario del movimento sindacale, c'è anche una sala dedicata a un nostro compagno, un grande dirigente, Bruno Filippini, che è venuto a mancare pochi anni fa, che è stato un dirigente importantissimo per quell'area. C'è anche una sede per la CISL e la UIL, insomma è un luogo che deve rimanere a destinazione del mondo del lavoro, degli operai, che ripeto si sta continuando ad utilizzarlo per fare infatti poi vediamo le anche le assemblee immagini dei lavoratori delle anche di recente. Fatte. Come è stato fatto di recente. Perfetto, infatti poi vediamo anche appunto delle immagini di alcune occasioni di incontro. Ridiamo la linea al capannone, eccola qui, e quindi incontriamo Davide Camuccio, segretario provinciale Filctem di Venezia. Ben arrivato segretario. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ci dica, una storia importante, ma per riuscire anche a immedesimarsi nel periodo caldo, tra virgolette, in cui questo capannone aveva una vita diversa. Non c'erano naturalmente opere, che cosa si svolgeva all'interno? Allora, guardi, la storia di questo capannone arriva dopo 3 mesi di lotte durante un rinnovo del contratto chimico. La cosa da sottolineare era che era il 1969 e non il 1970, quindi prima dello Statuto dei lavoratori, cioè i lavoratori chimici del petrolchimico, ma di Porto Marghera in generale, in quei 3 mesi hanno rivendicato, ancora prima che ci fosse una legge dello Stato, la possibilità di potersi riunire in assemblea, ma soprattutto di avere un luogo dedicato per le assemblee. Allora, la interrompo un attimo perché lei ha introdotto una parte di storia che è anche molto interessante. Allora lasciamo in suspense i nostri telespettatori, pochi secondi. Chiedo cortesemente, magari se dalla regia è presente lì al capannone, sistemate un attimo l'audio, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.